Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Riconteggio delle schede per il seggio conteso. La Tripodi ha recuperato i voti necessari per l'elezione. Orso Marso rimane in Consiglio regionale. Singolare protesta di cittadini, sindaci e comitato a Rovito contro la riapertura della discarica di Celico, pronti a tornare in piazza. Tentò di dare fuoco ad una famiglia romena, arrestato dalla squadra mobile di Reggio Calabria Antonio Labate, ritenuto elemento di spicco dell'omonima cosca. Le vittime si salvarono lanciandosi dalla finestra. La Camera di Commercio di Cosenza si interroga sulla direttiva antimafia per le imprese, strumento che tutela le aziende che operano nella legalità. Su un terreno di gioco al limite della praticabilità, il Lecce beffa il Cosenza portando a casa i 3 punti. Gli isilani hanno dominato per lunghi tratti la gara, penalizzati nell'unica distrazione difensiva. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque la politica in apertura, nuovo riconteggio della Corte d'Appello di Catanzaro, ha assegnato il seggio alla Camera Forza Italia, a cui vengono riconosciuti 3.500 voti in più, dentro dunque Maria Tripodi, fuori Fausto Orso Marso. Colpo di scena nella diatriba del voto contesto tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, l'ultimo atto consumato nella giornata odierna, dopo che la Corte d'Appello ha riesaminato numeri e verbali, addivenendo alla conclusione che il seggio assegnato qualche giorno fa a Fausto Orso Marso in realtà spetta a Maria Tripodi, in virtù del quoziente più alto raggiunto dal movimento berlusconiano, passato dal 2,01 al 2,03 sulla base del riconteggio. Questa videata mostra i voti aggiornati ad oggi ottenuti dai due partiti in Calabria. Ora manca l'ok da parte della Cassazione, ma le anomalie denunciate dagli azzurri hanno trovato fondamento nelle ultime verifiche disposte dall'ufficio elettorale del capoluogo, che ha modificato il suo precedente verbale riassegnando circa 3.500 voti a Forza Italia. Mandaferro resta dunque l'unica eletta nello schieramento della Meloni in Calabria, mentre a rappresentare il partito di Berlusconi saranno la coordinatrice Santelli, Roberto Chiuto, Cannizzaro e la Tripodi in Parlamento. Il nuovo scenario ricade anche in Consiglio regionale, cioè Orso Marso resta al suo posto, fuori ancora una volta Giacomo Mancini, pronto a subentrare in virtù del suo piazzamento nel listino alle regionali del 2014, quando era risultato il primo dei non eletti. Certo è che a distanza di 15 giorni in Calabria non si sa ancora chi ha vinto le elezioni e chi prenderà posto alla Camera e al Senato. Intanto Fausto Orso Marso commenta sulla sua pagina Facebook il nuovo colpo di scena. Attendo, scrive, e non so come la Cassazione potrà intervenire su una cosa che al massimo andava segnalata alla Giunta delle elezioni. Ribadisco come sempre che sono gli organi competenti che devono assegnare i seggi. Comunque vada, scrive ancora Orso Marso, è evidente che qualcuno ha sbagliato nel proprio lavoro e questa procedura sarebbe anche un grave precedente. C'è preoccupazione nella Presila Cosentina per la riapertura della discarica di Celico, veglia di preghiera ieri sera a Rovito, a cui hanno preso parte cittadini, associazioni, comitato e sindaci del territorio pronti alla mobilitazione. La protesta si fa preghiera o la preghiera a protesta nella chiesa di Santa Barbara a Rovito. Siamo nella Presila Cosentina, cittadini, associazioni, il comitato e i sindaci del territorio uniti contro la riapertura della discarica. Una battaglia di civiltà che deve stimolare le coscienze di chiunque, atteso che abbiamo dei territori meravigliosi, oggi purtroppo devastati dalla presenza di questo mostro. Noi ci auguriamo che questa manifestazione possa ulteriormente servire a stimolare le coscienze e soprattutto che ci porti al risultato sperato, che è quello della chiusura definitiva della discarica. La pioggia e il freddo, questo strano inizio di primavera, ha impedito lo svolgersi della fiaccolata programmata, ma il messaggio, in attesa della sentenza del TAR, è chiaro ed è quello di difendere il diritto alla salute e il diritto a respirare aria pulita. Oggi c'è stata proprio una comunicazione che entro fine mese dovrebbero in realtà riprendere gli sversamenti. Sicuramente il popolo tresilano non intende fare alcun passo indietro, perché abbiamo il diritto di difendere il dovere di difendere la nostra terra e il diritto
di respirare aria pura e di vivere in un territorio salubre. Era il 20 giugno 2017 quando il presidente della regione Mario Oliverio decise di sospendere l'autorizzazione integrata ambientale alla discarica di Celico. Il governatore accolse le richieste dei residenti e degli amministratori. Come si ricorderà, ben 13 consigli comunali avevano chiesto la chiusura della discarica, incompatibile con il contesto ambientale rappresentato dall'Altopiano Silano e dal Parco Nazionale. Ora, espletati i lavori previsti per l'adeguamento dell'impianto, per quella zona ricomincia un vero e proprio incubo. Si torna a lottare dunque. Quella di ieri, avvertono, è solo la prima di una serie di iniziative già in calendario. Nei prossimi giorni organizzeremo un'assemblea pubblica in cui inizieremo a mobilitarci e qualora le nostre richieste di mantenere chiuso l'impianto non vengano perseguite, noi sicuramente ci metteremo di traverso anche con i nostri corpi ancora una volta davanti ai camion a tutti quelli che vogliono la discarica aperta. Quindi se necessario rioccuperemo la statale, sicuramente bloccheremo la strada di accesso alla discarica e sicuramente mobiliteremo l'intera presile. Tentò di dare fuoco ad una famiglia romena, arrestato dalla squadra mobile di Reggio Calabria Antonio Labate, ritenuto elemento di spicco dell'omonima cosca. La loro colpa è stata quella di aver abbandonato alcuni sacchi di spazzatura accanto all'ingresso di un podere di proprietà di Antonio Labate, da qui l'ira del presunto boss, che prima avrebbe picchiato al culmine di un litigio la donna rumena con un bastone e poi l'avrebbe bruciata viva facendo seguito alle minacce, passando così dalle parole ai fatti. Da qui il nome dell'indagine Nerone, seguita dalla squadra mobile di Reggio Calabria sotto le direttive della Direzione Distrettuale Antimafia. Tentato omicidio plurimo e incendio doloso aggravati dalle modalità mafiose sono i reati contestati all'Abate, arrestato nella notte dai poliziotti e ritenuto elemento di spicco dell'omonima cosca del quartiere Gebbione di Reggio. Ad incastrare l'Abate i filmati dei sistemi di videosorveglianza posizionati nella zona ed esaminati dagli investigatori. L'accurata analisi delle immagini riprese dalle telecamere posizionate sulle strade vicine al luogo del delitto ha consentito ai poliziotti della mobile di accertare che nello stesso pomeriggio l'uomo era andato a riempire un bidone di benzina con una bicicletta elettrica presso un distributore di carburanti della zona, dopodiché si era recato a casa dei rumeni per appiccare l'incendio. I fatti risalgono al 27 febbraio scorso, quando è stata data alle fiamme l'abitazione di Fortuna, in cui aveva trovato riparo una donna romena di 46 anni, senza fissa dimora, che ospitava quel giorno altri connazionali con bambini. Gli occupanti della casa stavano festeggiando un compleanno quando improvvisamente si sono accorti delle fiamme che divampavano all'interno, facendo appena in tempo a mettersi in salvo e scavalcando una finestra posteriore che dava su un cortiletto circondato da altri muri di cinta. I vigili del fuoco e le volanti erano prontamente accorsi sul luogo per domare l'incendio appena era scattato l'allarme. E questo, assieme a tutto quello che nel corso degli anni, sulla base di tante inchieste e di tanti processi, è stato raccontato sull'agire della mafia, mi sembra un'ulteriore manifestazione di un potere violento, di un potere brutale, di un potere che il più delle volte si scaglia nei confronti dei più deboli e che la comunità, come emerge anche da questa inchiesta, deve respingere, nei confronti del quale deve assolutamente ribellarsi. Un episodio isolato, non legato a pregiudizi razziali, ma che testimonia il tentativo di controllare il territorio da parte delle cosche. Sono d'accordo col procuratore Dominiani, Reggio non è una città razzista. Questa è l'estrinsecazione e la manifestazione tangibile dell'arroganza di un elemento di vertice di una cosca di 'ndrangheta di Reggio Calabria. La DIA di Reggio Calabria, con il coordinamento della Procura, ha sequestrato beni per oltre 7 milioni di euro ad un 49enne imprenditore edile attualmente detenuto. Ci sono 4 società, 26 immobili, un'auto, conti correnti, polizze assicurative e titoli tra i beni sequestrati per oltre 7 milioni di euro dalla DIA di Reggio Calabria con il coordinamento della Procura a Roberto Morgante, di 49 anni, di Villa San Giovanni, imprenditore edile attualmente detenuto. Arrestato nel 2014 insieme ad altre 39 persone coinvolte nell'operazione denominata Tibet e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano,
condotta dalla Mobile Milanese con l'apporto del centro operativo DIA di Reggio, che su delega della DDA Regina ha eseguito un'indagine parallela. Secondo l'accusa, Morgante agiva come rappresentante e collettore di risorse economiche di cosche reggine coinvolte in attività a sfondo finanziario gestite in Lombardia e nella locale di Desio, dalla cosca capeggiata da Giuseppe Pensabene. Morgante, secondo l'accusa, era il finanziatore, ecco perché è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa a 6 anni e 10 mesi di reclusione. Il Tribunale di Crotone ha assolto, perché il fatto non sussiste, l'ex sindaco di Isola Capo Rizzuto Carolina Girasole dall'accusa di aver utilizzato finanziamenti del Por Calabria per un importo di 1,3 milioni di euro al fine di favorire alcuni parenti. L'ex sindaco di Isola Capo Rizzuto Carolina Girasole è stata assolta dall'accusa di abuso d'ufficio perché il fatto non sussiste e la sentenza emessa dal Tribunale di Crotone. Era accusata insieme ad altri tecnici del comune e ai progettisti di aver utilizzato i finanziamenti del Por Calabria per 1,3 milioni di euro al fine di favorire alcuni parenti. Il PM aveva chiesto la condanna a 3 anni di reclusione per l'ex primo cittadino antimafia di Isola Capo Rizzuto. La vicenda ha avuto inizio nel 2014, quando cioè il comune di Isola effettuò un intervento per il consolidamento sulla costa, lavori che, secondo un privato, avrebbero favorito alcuni parenti dell'ex sindaco le cui abitazioni erano minacciate dall'erosione. Il privato cittadino presentò una denuncia alla procura, in seguito alla quale arrivò il rinvio a giudizio. Oggi dunque la sentenza che ha assolto l'ex sindaco e gli altri imputati dalle accuse. Ringrazio il Tribunale di Crotone, ha detto Carolina Girasole dopo la lettura della sentenza, che ha tenuto conto della documentazione esistente che dimostra come il Comune abbia lavorato nell'interesse generale e non abbia usato, come si dice invece nella denuncia, fondi pubblici a favore di privati. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Le donne andrebbero tutte sterminate, non servono a nulla. La frase sarebbe stata pronunciata in occasione della giornata della festa della donna da un insegnante del liceo scientifico di Palmi all'indirizzo di una ragazza, figlia di Maria Chindamo, la donna scomparsa all'Imbadi in circostanze non ancora chiarite il 6 maggio 2016, episodio per il quale la procura di Vibo sta indagando per sequestro di persona, omicidio e occultamento di cadavere. A denunciare l'episodio gli avvocati dei familiari di Maria Chindamo, che hanno depositato un esposto alla procura di Palmi. Rete Ferroviaria Italiana è già al lavoro per predisporre un piano di interventi per la Galleria Santo Marco sulla linea Paola Cosenza. Ad autorizzazione concessa, fa sapere RFI, si potrà procedere a un'approfondita ispezione della galleria e del binario da parte dei tecnici della società per valutarne le condizioni e pianificare gli interventi necessari al ripristino della linea. Dopo il sopralluogo sarà possibile stimare un cronoprogramma degli interventi e una data per la riapertura della linea. E di 2 autovetture, un camper e numerosi mastelli per la raccolta differenziata distrutti, il bilancio di una vera e propria notte di fuoco lungo le vie di Reggio Calabria. È stato portato nell'ospedale di Crotone per le conseguenze di un incidente stradale, ma una volta nel nosocomio ha cominciato a dare in escandescenza, creando panico fra il personale sanitario. Quando sul posto sono arrivati gli agenti, ne ha colpito uno con un pugno al volto, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Il 39enne è stato arrestato per lesione a pubblico ufficiale e interruzione del pubblico servizio ed è stato posto agli arresti domiciliari. Altre 2 persone, padre e figlio, sono state arrestate in un'altra circostanza per minaccia e resistenza pubblico ufficiale. A Cosenza tavola rotonda sulle interdittive antimafia promossa dalla Camera di Commercio. Vediamo. Le interdittive antimafia è stato questo il tema di un'importante tavola rotonda promossa dalla Camera di Commercio di Cosenza nell'ambito del progetto Open Camera. Le interdittive antimafia costituiscono una misura di chiusura del nostro sistema e riguardano tutti i casi in cui le imprese che partecipano al mondo del pubblico, quindi o che si aggiudicano appalti oppure che lavorano con autorizzazioni o concessioni governative o comunque pubbliche, sono a rischio di permeabilità mafiosa, cioè sono riscontrabili tentativi di infiltrazione in un tessuto sano da parte della criminalità organizzata. Molte volte il certificato antimafia è riduttivo
obiettivo. Il problema è capire e cercare di aiutare e fermare alcune metodologie e alcuni fenomeni. E in questo la Camera di Commercio si pone in prima persona per dare una mano a volte anche all'imprenditore che si trova in difficoltà. Questa è una delle branche più importanti sulla quale abbiamo fondato Open Capena. Riposizionare gli enti intermedi sulla trasparenza e sulla legalità per noi è un principio essenziale e fondamentale. Oggi è una giornata importante, la Camera di Commercio si è messa in prima persona nell'affrontare questa tematica e oggi abbiamo con noi una delle persone più autorevoli per spiegarci l'interdittiva in tutte le sue particolarità. Ma quali sono i casi in cui scattano le interdittive antimafia? Se vogliamo fare una scala di valori, noi abbiamo l'impresa mafiosa e l'impresa mafiosa è punita dal codice penale, avremo un reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, di concorso esterno. Poi abbiamo le situazioni in cui vi sono gravi indizi che ci inducono a ritenere che l'impresa sia mafiosa, ma non abbiamo la certezza della prova e anche questo confluisce nel penale. Abbiamo le misure di prevenzione, i sequestri, le confische. L'ordinamento italiano ha istituito un'ulteriore misura che è un unicum nell'ambito dell'Unione Europea, cioè i casi in cui l'impresa sia sana, però sia a rischio di infiltrazione da parte della mafia. In questo caso la soluzione individuata dal legislatore ormai da tanti anni è quella di escludere questo soggetto dal campo delle attività pubbliche o, come è stato fatto ora con una recentissima modifica del 2017, sottoporlo a controllo giudiziario con un provvedimento anch'esso da parte del Tribunale di Prevenzione. A Vibo l'anteprima nazionale della fiction dedicata allo squadrone cacciatori Calabria. Una serie televisiva che si snoda tra la Calabria maledetta dell''ndrangheta e la Calabria coraggiosa, quella che intende ribellarsi alla violenza, alla illegalità e alla sopraffazione, e quegli uomini che la difendono. Una guerra combattuta tra bellezza mozzafiato e popolazione che rasenta la rassegnazione dinanzi alla violenza dell'antistato. Lo squadrone, dispacci dalla guerra di 'ndrangheta, è una docu-fiction che andrà in onda sui canali nazionali e realizzato attraverso Calabria Film Commission per raccontare la quotidianità di uomini votati al sacrificio, di carabinieri che si sfiancano tra sentieri irti e montagne difficili da scalare. È la storia dello squadrone cacciatori e della vita che affrontano per dare sicurezza e certezza di legalità. Una storia di vita reale che sta diventando leggendaria. Il lavoro, presentato in anteprima a Vibo Valentia, città dove è sede lo squadrone, si sviluppa in 4 episodi da 50 minuti, scritti e diretti da Claudio Camarca per raccontare uno spaccato reale dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata, condotta dallo squadrone, ma anche sui singoli uomini, sul loro privato e sulle motivazioni più intime che li spingono all'azione. Dal 1991, anno di costituzione del reparto di stanza nel vecchio aeroporto militare di Vibo Valentia, lo squadrone ha eseguito 8.000 arresti, catturato 282 latitanti di 'ndrangheta, scovato 400 bunker. In generale ci sono alcune situazioni che nell'immaginario collettivo conquistano, la storia di questo squadrone è certamente una di queste. Sì, sicuramente sì, perché poco si conosce della realtà nella quale opera questa unità speciale di elite dell'Arma dei Carabinieri. La cosa importante per noi è far passare il messaggio che anche in queste circostanze, anche laddove le difficoltà sembrano insuperabili, l'Arma dei Carabinieri mette sul terreno un dispositivo capace di fare il suo dovere. Una rappresentazione come questa testimonia anche che la realtà supera la fantasia, qui non c'è romanzo, però diventano storie valide proprio come romanzi. Sì, sicuramente sì, molto spesso i romanzi prendono proprio spunto dalla realtà, questa è una realtà molto forte, è una realtà di fronte alla quale troppo spesso si chiudono gli occhi. Fortunatamente la tecnologia di oggi permette di far arrivare anche al grande pubblico una verità e una realtà che da molti anni esiste e si combatte attraverso questi reparti. Paris est magnifique, viaggio fantastico nella Parigi degli anni 50 è il musical che oggi ha avuto come protagonisti gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Pignano Laurignano in occasione della seconda edizione della giornata internazionale della francofonia organizzata dall'Istituto Comprensivo Caro Lei di Pignano diretto dalla professoressa Fiorangela D'Ippolito. Il musical ha portato in scena la meravigliosa Parigi degli anni 50
80, intense esibizioni canore, colorate coreografie hanno fatto vivere forti e indimenticabili emozioni ai ragazzi. La manifestazione è stata patrocinata dalla provincia di Cosenza, dal comune di Mendicino, dal comune di Dipignano e dal Rotary Club di Mendicino e Serre Cosentine. Si chiama Artisti Speciali, lo spettacolo di beneficenza voluto dall'Associazione di Volontariato Movimento per la Difesa dei Disabili, in programma domani pomeriggio nel seminario arcivescovile di Rende. Ai nostri microfoni il presidente dell'associazione Gianfranco Cristiano. Gianfranco Cristiano, che è presidente dell'Associazione di Volontariato Movimento per la Difesa dei Disabili. C'è uno spettacolo importante, Artisti Speciali, in programma il 21 marzo, è dedicato all'Arcivescovo. Intanto, perché questa scelta e poi l'impegno dei ragazzi nel teatro? Sul palco ci saranno ragazzi disabili e abili però. Sono abili nel canto, nel ballo, nel cabaret, nella recitazione, poesie, barzelletieri. Abbiamo un gruppo di ragazzi, provengono non solo da Cosenza, provengono da Praia, provengono da Belmonte Calabro, da Montegiordano, sono ragazzi di tutta la provincia di Cosenza. Proponiamo appunto questo, lo spettacolo Gli Artisti Speciali. I ragazzi vogliono dimostrare che anche loro non sono gli ultimi, sono ragazzi che possono affrontare il mondo anche nell'arte, e poi questo lo dimostreremo il giorno 21, se Dio vorrà, al Teatro lì al Seminario di Commenda alle ore 18, quelli che faranno. Circa 250 medici di 10 squadre in rappresentanza di 9 città da venerdì 23 a domenica 25 marzo a Capodorlando in Sicilia daranno vita alla fase preliminare della 15ª Coppa Italia organizzata dall'SD Nazionale Medici Calcio in collaborazione con l'UISP. Le squadre sono state suddivise in 3 gironi, 1 da 4 e 2 da 3. Tra le calabresi partecipanti la formazione del Cosenza, del Melito Portosalvo e Reggio Calabria. Alle gare assisterà l'ex centrocampista della Nazionale Stefano Fiore, da poco selezionatore testimonial della SD Nazionale Medici Calcio. E adesso la pagina sportiva. Il miglior Cosenza non è bastato per superare la capolista Lecce. Evidentemente è proprio l'anno dei salentini, che riescono a capitalizzare al massimo quel poco che costruiscono nelle giornate meno brillanti. Era successo a Rende, poi a Bisceglie e ieri anche al Marulla. La squadra di Liverani ha sofferto, e come si è sofferto, rischiando di andare sotto sia nel primo tempo che nel secondo, su un campo reso più pesante che mai da ore di piogge e grandinate. Ma sia nel fango che sull'erba, i lupi, quelli veri, hanno mostrato qualcosa in più rispetto ai pugliesi. Recrimina la squadra di casa per lo sgambetto di Cosenza ai danni di Tutino, evidente per tutti, tranne che per il direttore di gara. Il 3-4-3, riproposto dal tecnico Braglia, squalificato e sostituito in panchina da Roberto Chiuzzi, sembra essere l'assetto giusto per la squadra rossoblù, ancora alla ricerca di concretezza in zona gol. Anche nella ripresa, i padroni di casa hanno iniziato col piede giusto, sfiorando il vantaggio per 2 volte con Calamai prima e Pascali poi. I lupi hanno insediato la porta difesa da Perucchini, poi l'unica sbavatura della difesa silana, poco prudente sulla posizione dubbia di Saraniti, che indisturbato ha superato Saracco. Un gol alla mezz'ora del secondo tempo, di una gara equilibrata, e la capolista che è diventata ancora più operaia per difendere il vantaggio agli assalti del Cosenza. Sfortunato Tutino sulla splendida semirovesciata intercettata da Perucchini, impreciso il colpo di testa di Bruccini, al rientro dopo l'infortunio e tra i migliori in campo. Al Marulla passa il Lecce, a fatica e con fortuna, quella che serve per vincere un campionato ormai quasi in pugno. Per il Cosenza la necessità di trasformare la voglia di vincere e le belle giocate in gol, risultati e punti. Sicuramente c'è rabbia, ma dispiacere per i ragazzi, per il pubblico. Oggi il Cosenza ha dimostrato che aveva preparato la partita in un certo modo e ci aveva visto bene. Soprattutto il primo tempo riuscivamo ad uscire bene sugli esterni, perché loro fanno molta densità in zona palla, quindi riuscivamo a creare questo 2 contro 1 in fascia e si è creato un qualcosa, quindi il dispiacere è quello che ancora una volta l'episodio ti va a sfavore. In un campo difficilissimo, sia per le condizioni sia per la squadra che andiamo ad incontrare, una squadra che concede poco, e quindi la squadra oggi ha fatto la partita che abbiamo preparato tutta la settimana in modo eccezionale. I 3 punti danno un segnale a chi la guardava molto pesante, perché questa squadra, che è davanti dall'8ª giornata, vuole rimanerci fino alla fine. Adesso le previsioni del tempo.
Benvenuti nello spazio delle previsioni del tempo a cura dello staff di Meteo in Calabria. Stiamo per entrare nel vivo del peggioramento annunciato nei giorni scorsi. L'aria fredda, di origine artica, sta debordando in queste ore sul Mediterraneo, con un doppio sfondamento sia dalla porta della Bora che da quella del Rodano. Saranno probabili quindi fenomeni molto accentuati, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Andiamo a vedere le previsioni in dettaglio per la Calabria nelle prossime ore. Mercoledì sarà una giornata caratterizzata da spiccata variabilità su tutta la regione. Probabili piogge tra il debole e il moderato sul Tirreno cosentino e zone interne dello stesso e sul Tirreno catanzarese nelle ore centrali della giornata, con nevicate che potrebbero interessare la Sila a quota intorno ai 1300 metri e i Monti del Pollino sui 1200 metri. Andiamo a vedere ora il comportamento previsto per mari e venti. Mercoledì avremo venti moderati da ovest e sud-ovest sia sul Tirreno che su Ionio, con mari che risulteranno molto mossi o agitati sul primo settore, molto mossi sul secondo. Bene, prima di congedarmi vi rinnovo l'invito a consultare il nostro portale online all'indirizzo www.meteoincalabria.it, nonché alla nostra pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/meteoincalabria, dove potrete interagire direttamente con lo staff di Meteo in Calabria. Bene, anche per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per aver seguito il nostro TG, buon proseguimento di serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.